buongiorno a tutti. Ecco, è sempre un po' difficile parlare dopo un grande comunicatore, perché devo veramente dirlo, un pensiero molto caldo, e a me è stato affidato un compito un attimo un po' più, diciamo che esprime un po' meno un wishful thinking, un pensiero pieno di desiderio, un sogno, qualche cosa che invece, diciamo, ha una razionalità, racconta, diciamo, un po' anche le fatiche per poter poi arrivare, diciamo, a ciò che oggi la medicina di base, le cure primarie, no, rappresentano attraverso, diciamo, la medicina di gruppo. Avrei preferito che il compito fosse stato trattato direttamente dai rappresentanti della regione. Avevamo anche contattato la dottoressa Ghiotto, che aveva anche accettato di venire, ma poi quando gli è stato comunicato la data, diciamo, per lei era impossibile, perché oggi è impegnata in un altro evento congressuale. Il convegno arriva in un momento in cui le aziende sanitarie sono davvero impegnate a realizzare quelli che sono gli obiettivi del piano sociosanitario regionale 2012-2016. In una fase, peraltro, in cui il baricentro della nostra sanità si sta veramente spostando sempre più a quello che è dall'ospedale a quello che noi chiamiamo comunemente il territorio, per offrire proprio una risposta adeguata a un bisogno di salute che è in fase di profonda trasformazione e dove il sistema di welfare deve fare i conti con più nodi critici. Io ho cercato di argomentare il mio intervento tenendo, diciamo così, 5 punti di riferimento. I primi 2 punti, diciamo, riprendono temi che sono presenti anche come premessa al piano sociosanitario, e sono temi anche che mi permettono un po' di recuperare alcuni pensieri che il consigliere Possamai ha detto, ma anche, insomma, il Presidente dell'Ordine qualche cosa ha richiamato, e ritengo che sia una base importante su cui anche, diciamo, convergere con tutta una serie poi di riflessioni, per poi, diciamo così, porre un attimo un po' la lente di ingrandimento su quelli che sono gli elementi innovativi del piano, tra cui appunto l'oggetto del mio intervento, che è la medicina di gruppo integrata, e arrivare, diciamo, a delle conclusioni. Oggi diciamo, il nostro welfare, pensando al welfare sanità, il welfare anche sociale, cioè il sistema sociosanitario nel suo complesso, deve fare i conti con nodi critici che sono importanti. Non è solo il welfare italiano, è il welfare di tutti i paesi, diciamo, paesi industrializzati, e diciamo, sono punti assai importanti che impattano in tutta l'esperienza quotidiana delle persone e soprattutto su quello che è il processo di salute. Diciamo che il primo nodo critico lo conosciamo, fa parte a quelle che sono le dinamiche demografiche, l'invecchiamento della popolazione, l'allungamento che è diciamo, tutto sommato, diciamo, frutto di una dinamica legata all'allungamento della vita media, la tendenza a non fare figli, la presenza di persone immigrate che portano, diciamo, nuove istanze anche sul fronte della salute. Non è una cosa da poco il progressivo invecchiamento della popolazione. Ecco, oggi, se pensiamo al 2014, il rapporto, cioè l'indice di vecchiaia, no, è 154 persone ultra 65 anni a fronte di 100 giovani sotto i 14 anni. Nel 2002, non anni lontanissimi, era di 135 il rapporto. Ecco, anche l'allungamento della vita media pone dei problemi al sistema di welfare.
siamo nel 1961, un uomo aveva una vita media di 67 anni, oggi ce l'ha di 79 anni. Ecco, una donna nel 61 aveva una vita media di 72 anni, oggi di 84 anni. Ecco, voi vedete che diciamo, queste dinamiche, ed è facile perché insomma, penso che siate tutti operatori che provengono diciamo, dalla sanità per la maggioranza, è facile intuire che questi elementi poi impattano sull'organizzazione dei servizi, su come diciamo, costruire la rete delle unità di offerta nel territorio, ecco, per poter garantire uno stato di salute e di benessere della nostra popolazione. Altro punto sono i cambiamenti delle forme di convivenza. Questo diciamo, è un punto critico che solitamente diciamo, ci dimentichiamo. Viene molto esaltato il tema dell'invecchiamento per tutta una serie di motivi che vedremo anche poco, ma anche i cambiamenti delle forme di convivenza sono diciamo, assai importanti. Ecco. Il fatto soprattutto che aumenti l'instabilità dei vincoli coniugali e le nascite naturali, ecco, per chi lavora ad esempio nell'ambito dei servizi per l'età evolutiva sa quanto diciamo, è impattante questo fenomeno. Vi do solo semplicemente questo dato: 1955, ogni 1000 matrimoni noi contavamo 158 separazioni e 80 divorzi. Questi sono dati della nostra regione. Nel 2011 arriviamo a 311 separazioni e 182 divorzi ogni 1000 matrimoni. Ecco, circa il 60% di divorzi e separazioni vengono fatti in condizioni in cui nel nucleo familiare c'è anche il minore. Ecco, diciamo che questi cambiamenti delle forme di convivenza, insieme anche diciamo, al fatto che diminuiscono anche i potenziali caregiver, pone un problema anche di come si realizza, si costruisce la rete nel territorio per assistere poi le persone. Ecco, un dato molto semplice ma che fa capire insomma, diciamo, l'importanza anche perché poi il piano sociosanitario ha dovuto veramente spostare la lente di ingrandimento da quello che è diciamo, il tradizionale modo di pensare la fare sanità. Ecco, oggi un ottantenne ha teoricamente a disposizione 1,8 persona che lo può assistere. Ecco, fra un po' di anni, ecco una proiezione che viene fatta, se il trend rimane quello che è, noi avremo per ogni ultra ottantenne poco più di metà persona. Questo è legato anche al fatto del fatto che le famiglie diventano più sottili, cioè si fanno meno figli e quant'altro. C'è tutto un altro problema che diciamo, afferisce diciamo, a un nodo critico molto importante e che il consigliere Possamai diciamo così, lo ha anche richiamato, che è il tema anche della crisi, della difficoltà del sistema produttivo, sia per quanto riguarda la sua trasformazione, ecco, nel momento in cui chiede maggiore flessibilità e tante volte questa maggiore flessibilità si coniuga anche diciamo, la precarietà. Ecco, il dato che la Regione Veneto ha dato per tutti i new entry, cioè diciamo, le nuove immissioni del lavoro, il 60% dei contratti che vengono sottoscritti sono contratti atipici. Perché vi dico queste cose? Perché queste sono le cose, per chi le sa osservare e diciamo, io ritengo che voi siate anche diciamo, professionisti che appartengono a dei servizi che possono avere diciamo, un punto di osservazione assai importante nel momento in cui incontrano persone che arrivano diciamo, con delle storie alle spalle, con delle insicurezze alle spalle, con dei disagi alle spalle. Sappiamo quanto la crisi anche economica, la
difficoltà a mettere a fuoco un proprio progetto di vita, no? È facile che rispetto diciamo, a funzionamenti fragili delle persone, no? Questo esiti in richieste di aiuto. Ecco, anche per quanto riguarda la crisi economica e produttiva e occupazionale, anche nel nostro Veneto ricco, nell'area del nord-est, diciamo, stiamo sentendo delle notevoli difficoltà. Ecco, c'è una quota di persone che viene stimata in circa il 9% della nostra popolazione che è a rischio di povertà, e voi sapete che uno dei fattori determinanti della salute, il reddito, è diciamo, quello più importante. Ecco, il rischio è che si crei diseguaglianza nella salute, si crei difficoltà ad accedere a quelli che sono i servizi della salute. Ecco, io penso che chi lavora nelle aziende sanitarie, qui ci sono medici o altro, sanno diciamo che questo è un aspetto molto importante. Io personalmente, come anche direttore di servizi sociali di un'azienda, nel momento in cui vedo che c'è difficoltà a pagare il ticket o si rinuncia diciamo, a qualche cura perché è costosa, soprattutto i bambini rispetto alle cure dentarie e quant'altro, ecco, questi sono problemi che vanno diciamo, considerati. Ecco, l'analisi di questo contesto, che è un'analisi che è ben dettagliata nelle premesse del piano sociosanitario, no, fa un po' diciamo, raffigurare il profilo di come stanno modificando diciamo, i bisogni assistenziali della nostra popolazione. C'è un aumento delle patologie cronico-degenerative, ovviamente collegate il più delle volte con delle disabilità, sono diciamo, condizioni che generano nelle famiglie un elevato carico assistenziale. Assistiamo a questa progressiva destrutturazione del tradizionale sistema di protezione sociale, che è quello che noi conosciamo meglio, cioè la famiglia. Ecco, c'è diciamo, una correlazione tra fragilità individuale e condizioni di solitudine, e guardate bene, non è solo quella degli anziani, ma è molto anche quella dei giovani adulti. Una presenza e una componente diciamo, di cittadini extracomunitari, no, che apportano istanze. È anche vero che diciamo, nel Veneto la componente rappresenta un 10% della popolazione, nella provincia di Treviso qualche punto percentuale in più, non è diciamo, paragonabile alle percentuali che può avere la Francia, la Germania o altro, ma sappiamo anche qui che i colleghi che lavorano ad esempio nei consultori familiari, ma i medici anche in medicina generale stessa, diciamo, ecco, l'approccio al cittadino extracomunitario veramente fa cambiare anche a noi il nostro modo di pensare, no, e di comprendere alcuni stereotipi, alcune difficoltà, no, nel erogare diciamo, quelle che possono essere gli interventi di promozione della salute. E non ultimo tutto il tema della tensione economica che diciamo, impatta sulle persone, ma impatta anche sui nostri servizi. Ecco, probabilmente tutti noi abbiamo ben imparato diciamo, quello che è la spending review per la pubblica amministrazione, per la sanità soprattutto, e diciamo, accennando a questo problema, ecco, ho apprezzato molto l'intervento del Presidente dell'Ordine, ecco, ritornando diciamo, all'ultima slide, ecco, tutto il tema della sostenibilità delle cose che noi diciamo, mettiamo sul tavolo, no, rispetto a un momento in cui tutti no, chiedono di fare un attimo un po' di sacrificio, o meglio, per usare diciamo, un'altra parola, dobbiamo dimagrire un po' tutti. Ecco. Oggi l'attenzione, e soprattutto l'attenzione del piano sociosanitario, anche se diciamo, non è la sola, è sulle malattie diciamo, che hanno rilevanza sul tema della cronicità, perché le malattie croniche hanno sostituito, per quanto riguarda diciamo, il problema della salute, cioè hanno sostituito quelle acute, sono dominanti, sono diventate
la principale causa della disabilità, e quindi è ovvio che impatta non solo sui sistemi di servizi, ma anche sul sistema previdenziale, ma anche, diciamo, sulla quotidianità nel momento in cui c'è da assistere le persone. E sappiamo anche che è il tema forte sulla sostenibilità di tutto il nostro sistema, no? Che il 20% della popolazione, che guarda caso è molto rappresentato da questa categoria di patologie, no? Consuma il 75% delle risorse. È ovvio che qualsiasi diciamo, soggetto che ha responsabilità sulla programmazione sanitaria, no, deve assolutamente fare i conti con questa realtà. È anche vero che nel tempo le patologie croniche hanno richiesto e richiedono fortemente proprio una modifica del ruolo del medico, che diventa da una parte membro di un team in grado di elaborare piani di cura di riferimento a quella che è la molteplicità dei bisogni che la persona con malattie croniche presenta, che non sono solo legati, diciamo, alla condizione fisica, ma anche a tutto il contesto di vita della persona. E ha anche cambiato il ruolo del paziente, ecco, cioè nel senso che il paziente non più visto, diciamo, come utente passivo, ma come persona che è capace di portare il proprio contributo, di essere responsabile, soprattutto nel momento in cui no, si deve adoperare per diciamo, l'assunzione di comportamenti, di stili di vita adeguati. Del Veneto, vi do solo questo dato per diciamo, evitare di tediarvi, ecco, quello che vedete lì cerchiato. Il 65% dei ultra 65 anni è esente per almeno una patologia cronica. Tradotto in numeri sono 680.000 persone circa. Ecco, se provate a pensare per ciò che prima ho detto, queste persone assumono, diciamo, la maggior parte delle risorse del sistema sanitario. La programmazione regionale, ovviamente di fronte a questo che vi ho detto, per chi ha letto il piano sociosanitario, diciamo, rappresenta un po' la premessa. Ecco, le scelte che sono state fatte sono state quelle di ovviamente completare il processo di razionalizzazione della rete ospedaliera secondo il modello hub e spoke, quindi abbiamo ospedali di rete, ospedali principali e provinciali e ospedali, diciamo, regionali. Ecco, il potenziamento dell'assistenza territoriale e ovviamente non poteva che mancare, diciamo, anche un indirizzo strategico per quanto riguarda tutto il tema della realizzazione dell'integrazione tra ospedale e territorio, proprio al fine di garantire tutti i percorsi di presa in carica, di transizione da diciamo, un setting assistenziale all'altro. Il piano sociosanitario affida al territorio degli obiettivi strategici diciamo, importanti. Io qua vi riporto quelli che diciamo, sono i più significativi. Da una parte abbiamo il potenziamento dell'assistenza domiciliare, cosa che sapete, il rafforzamento della rete delle cure palliative, tutti i temi che diciamo, ben conoscete, e lo sviluppo delle medicine di gruppo integrate. Ecco, che rappresentano l'esito di processi di sperimentazione no, effettuati negli ultimi anni. Poi su questo ovviamente c'è una parte che entrerà in merito, ma sappiamo anche che altri obiettivi dati al territorio sono la realizzazione delle cure delle strutture di ricovero intermedio. Ecco, avrete sentito parlare di ospedali di comunità, di unità riabilitative territoriali, di hospice o altro. Ecco, e l'attivazione della centrale operativa che dovrebbe essere, diciamo così, uno strumento in mano al territorio, al responsabile, al direttore di distretto, no? Con diciamo, il fine di coordinare diciamo, la presa in carico del paziente. No, nel momento in cui da un setting all'altro no, viene trasferito, provate a pensare dalla dimissione all'ospedale verso le cure intermedie o verso il domicilio o verso una struttura residenziale no, a tempo lungo.
nonché, ecco una cosa importante, il consolidamento del rapporto con i comuni, che non è una cosa da poco, perché il piano sociosanitario fin dall'inizio ha ribadito il voler rafforzare, no, e confermare il modello di integrazione sociosanitario. Ecco, gli elementi innovativi, giusto per riprendere il tema, e che è il focus dell'intervento, la medicina di gruppo integrata. Ecco, qui un ragionamento va fatto, perché quando parliamo di medicina di gruppo integrata sembra una novità in assoluto, in realtà rappresenta quello che è una forma più evoluta di modalità operativa dei medici in medicina generale. Coglie i risultati più significativi delle sperimentazioni che sono state avviate, no, a partire dal 2006, 2007, 2008 nelle diverse aziende sanitarie, no, proprio con le unità territoriali di assistenza primaria, UTAP. Ecco, diciamo che l'evoluzione vera e significativa l'abbiamo a partire dagli anni 2001-2002, dove c'è una implementazione delle forme di associazionismo tra i medici previste dagli accordi collettivi nazionali, ma anche dai contratti collettivi nazionali, ma anche dagli accordi regionali. Ecco, si passa progressivamente e lentamente nel corso degli anni, no, da quello che è il modo di lavorare del medico di medicina generale singolo a forme associative con i colleghi, fino ad arrivare ad oggi appunto a quello che è la proposta di medicina di gruppo integrata. Ecco, i dati che vedete sono dati che mi sono stati forniti dalla dottoressa Ghiotto. Ecco, i dati del 2014 sono ancora in fase di validazione, ma sono sufficientemente attendibili per far capire come nel 2003 più dell'80% i medici lavoravano in modo singolo o in associazione semplice, per arrivare nel 2014 a vederli ridotti, quelli che lavorano in modo singolo al 10%, quelli in associazione semplice al 18% solo, e di vedere invece incrementate parecchie le forme associative tra i medici, della cosiddetta forma associativa di rete o nuova rete alla forma associativa di gruppo, poi oggi UTAP e medicina di gruppo integrata. Ecco, ovviamente tutta questa evoluzione è stata accompagnata sia sull'asse della programmazione, ecco, all'inizio le forme associative sull'asse della programmazione così presentavano uno sviluppo spontaneo delle forme associative dei medici in medicina generale, non c'erano forti spinte, che il contratto lo prevedeva, i medici che volevano spontaneamente si associavano e cominciavano così le prime forme associative. Oggi sul piano della programmazione sappiamo che tutte le aziende sono impegnate in programmare l'evoluzione di queste forme associative più mature, ecco, attraverso piani aziendali proprio su input regionali. Anche sull'asse dell'integrazione, all'inizio c'era la monocomponente, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Oggi, con la proposta della medicina di gruppo integrata, si parla di multiprofessionalità, si parla sì di medici di medicina generale, si parla di pediatri di libera scelta, si parla di specialisti ambulatoriali interni, si parla di assistenti sociali, si parla di infermieri, si parla di personale amministrativo, e il piano parla anche della medicina di gruppo integrata, anche dello psicologo. Anche sul fronte degli obiettivi strategici, degli obiettivi e degli indicatori si è fatta parecchia strada. Provate a pensare all'inizio degli anni 2000 si erano introdotti i patti e contratti come strumento di declinazione degli obiettivi. Oggi, oltre
a questo ci si è arricchiti di strumenti, di contratti, no, che definiscono obiettivi strategici di salute con indicatori misurabili, no, e con la promozione dell'audit. Sono elementi molto importanti, processi che nel giro di una decina d'anni hanno veramente accompagnato una trasformazione importante proprio nel modo in cui la medicina generale, in generale le cure primarie nel suo insieme, hanno avuto come stimolo e come ovviamente punto di arrivo. Ecco, giusto per risponderci al tema, ma perché poi la medicina di gruppo integrata? Ma le risposte le abbiamo cercate all'interno dello stesso piano sociosanitario. Prima di tutto perché era interesse di tutti confermare la bontà del modello integrato sociosanitario, che è peculiarità di questa regione, per ribadire che l'integrazione multiprofessionale, l'integrazione multidisciplinare, la rete, anche quel concetto che De Caro ha sottolineato, ecco, garantisce la presa in carico globale della persona. Ecco. Per sottolineare che l'integrazione multiprofessionale, no, è una caratteristica irrinunciabile per la medicina di gruppo integrata. Ecco, non esisterebbe se non c'è questa componente di fatto. Ecco. Per riconoscere alla medicina di gruppo integrata, no, essere un nodo importante del distretto e della rete delle unità offerte del distretto. Ecco, su questo il piano sociosanitario sottolinea l'importanza della filiera dell'assistenza, dove la medicina di gruppo integrata è uno snodo importantissimo proprio per tutta la filiera, e per valorizzare anche la necessità di integrare e coinvolgere tutte le risorse della comunità. Ecco, le esperienze che poi verranno portate anche dai medici di medicina generale delle medicine di gruppo che partecipano alla sperimentazione regionale sanno bene che cosa si intende per valorizzazione e necessità di integrare e coinvolgere le risorse della comunità, a cominciare anche dal primo cittadino della città che ha voluto essere coinvolto e partecipe e conoscere bene questa esperienza per tutta una serie di risvolti che sta notando nella sua comunità che amministra. Che cosa sono? Giusto per darvi una rappresentazione più semplice, sono organizzazioni fondate su team multiprofessionali, abbiamo detto costituiti da medici, pediatri di libera scelta, specialisti, medici di comunità assistenziali, infermieri, collaboratori di studio e, come dice il piano sociosanitario, anche della figura dello psicologo. Ecco, è un'organizzazione che eroga un'assistenza globale, no? Sia sul versante della prevenzione, continua, equa e centrata sulla persona. Assicura un'assistenza sulle 24 ore, 7 giorni su 7, e sono parte fondamentale ed essenziale del distretto sociosanitario. Ecco, questo io vi porto quello che è scritto ovviamente nel piano sociosanitario. Ecco. E ovviamente tutto l'impegno che le aziende sanitarie stanno mettendo è proprio ad arrivare a questa formula organizzativa. Ecco, è ovvio che è un percorso, un processo che ha necessità di tempo per poter maturare e per poter arrivare a queste formule organizzative. Ecco, nel Veneto, quando noi parliamo di medicina di gruppo integrata, ecco, intendiamo quelle che a livello nazionale sono meglio note come unità complesse di cure primarie, ecco, che è il termine che la famosa legge decreto Balduzzi, no, utilizza nell'ambito della legge 184
99 del 2012. La Regione, per diciamo così, dare organizzazione omogenea alle medicine di gruppo integrate, per dargli diciamo così, una formula strutturata, ha pensato proprio a definirne diciamo, il contratto di esercizio. Il contratto di esercizio è lo strumento che in poche parole regola il funzionamento della medicina di gruppo integrata, ne definisce gli obiettivi, dà gli indicatori, determina anche le risorse che la medicina di gruppo integrata ha a disposizione. Diciamo che il contratto diciamo, di esercizio poggia su tre ambiti importanti. Il primo è un ambito dell'impegno professionale, dove viene definita tutta l'attività di prevenzione che viene diciamo, assegnata ai medici e ai professionisti appartenenti alla medicina di gruppo, l'assistenza ai malati cronici attraverso i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, la formazione, tutto il tema della formazione dell'audit, la tenuta delle schede sanitarie individuali informatizzata. L'altro blocco riguarda i fattori organizzativi e i fattori di produzione, tutto il tema dell'accessibilità, che sono i piani di lavoro, le aperture, la contattabilità telefonica e quant'altro, sedi locali e la dotazione di personale. Ecco, sulla dotazione di personale diciamo, una nota importante va fatta alla presenza di amministrativi, di personale di studio che garantisce diciamo, la gestione delle agende ma anche tutta l'interfaccia con i cittadini e la presenza di infermieri che invece sostiene diciamo, un'attività molto importante con le persone assistite e poi anche la fornitura del materiale. Il terzo blocco, l'ultimo blocco diciamo, che compone il contratto di esercizio è tutto ciò che riguarda il tema della partecipazione alla governance, vale a dire diciamo, a ciò che è la partecipazione rispetto agli obiettivi assegnati alle aziende da parte della Regione, no, di competenza dei medici di medicina generale. Ecco, mi dicono che ho pochissimi minuti e arrivo alle conclusioni. Ecco, ho preferito diciamo, fare delle conclusioni un po' diverse dal solito, avrei potuto fermarmi qui, il mio compito era spiegarvi che cos'era la medicina di gruppo nell'ambito del piano, ecco, però ho voluto, diciamo, proprio perché so che la maggior parte delle persone che sono qui sono degli psicologi, no? Presentare quello che può essere invece dall'esperienza della medicina di gruppo integrata, da tutto ciò che oggi porta il sistema salute verso questa formula organizzativa, qual è diciamo, un possibile paradigma della medicina generale, proprio per far capire che il paradigma della medicina generale non è molto lontano da un paradigma diciamo, della psicologia della salute oppure di modelli che i psicologi conoscono quando parlano del modello biopsicosociale. In realtà diciamo, i medici di medicina generale diciamo, nel corso degli anni diciamo, hanno sposato diciamo, questo paradigma. Ecco, è un paradigma che si fonda su un approccio centrato sulla persona, garantisce diciamo, la continuità longitudinale delle cure, utilizza come per gli psicologi uno specifico processo decisionale che è condizionato dalle modalità di presentazione dei problemi e soprattutto dal contesto specifico in cui sono affrontati. Si occupa sia di problemi diciamo, di salute acuti, ma soprattutto di problemi diciamo, cronici, promuove la salute e il benessere dell'individuo. No, cioè, assistiamo proprio a una trasformazione del modello della medicina di attesa in medicina diciamo, di iniziativa e tratta i problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica, sociale e antropologica. Ecco, io penso che i medici in medicina generale che sono presenti in questa sala possono benissimo trovarsi e specchiarsi diciamo, in questo paradigma. Che consapevolezza abbiamo? I modelli gestionali finora praticati, soprattutto
lavorare singolarmente per i medici, lavorare in forme associative semplici, non strutturate, ecco, non sfruttano appieno il patrimonio culturale e le competenze che gli stessi medici di medicina generale hanno. Ed è per questo uno dei motivi che assistiamo, diciamo, a una spinta verso le modalità organizzate attraverso, diciamo, la medicina di gruppo. Sappiamo che l'integrazione multiprofessionale è una caratteristica irrinunciabile, la medicina di iniziativa migliora i risultati clinici, la possibilità di intercettare una cospicua percentuale di patologie sul territorio può ridurre il carico delle richieste di visita che sgrava gli specialisti e quindi anche limita le richieste proprie nelle liste d'attesa. La gestione integrata fra assistenza primaria e secondaria è efficace più dell'assistenza secondaria da sola ed è anche più economica. Il rafforzamento dell'empower della persona sulla gestione dei propri stili di vita concorre alla promozione di salute e alla prevenzione dei rischi clinici. Vorrei dare uno stimolo ulteriore, ecco, che mi rendo conto che riprende parecchi temi che sono stati anche diciamo, detti in apertura al convegno, che è la possibilità di identificare precocemente le problematiche emotive a carattere evolutivo e di gestire problemi di adattamento che sappiamo troviamo tutti nel nostro normale ciclo di vita e che per alcuni di noi può essere invece fonte di importante disagio, ecco, se non tempestivamente accolti, ecco, appunto la possibilità di identificare e gestire questo rappresenta un'opportunità di intervenire efficacemente in un ambito in cui il disagio, se ignorato o non correttamente supportato, potrebbe essere trattato farmacologicamente in modo magari non appropriato, convertirsi in un disagio somatico, trasformarsi in una possibile psicopatologia. Allora, quale possibile interazione medico di medicina generale, medici integrati e psicologo? Il tema dell'istituzione dello psicologo di base a fianco del medico di medicina generale, ecco, in un setting di medicina di gruppo integrata, ecco, non è un sogno, ecco, non è un pensiero pieno di desiderio, ecco, da coltivarsi, diciamo, con un superficiale ottimismo, ecco, all'interno del mondo dei psicologi. Io ritengo che il problema sia serio ed è il problema, diciamo, che oggi sappiamo è oggetto della sperimentazione regionale. Ecco, solo gli esiti della sperimentazione ci daranno gli elementi per noi necessari, penso necessari a tutti, necessari, diciamo, a chi ha il potere, diciamo, di dover decidere, il dovere di dover decidere, proprio per riflettere non tanto e solo nel merito dei benefici sulla salute, ma anche sul piano della convenienza economica. Ecco, non voglio diciamo, portare una sottolineatura così negativa assolutamente, ma tutte le cose che noi proponiamo, nonché anche diciamo, la sfilza dei possibili sviluppi, delle possibili unità di offerta, dobbiamo sempre domandarci alla fine chi paga il conto. Ecco, anche nel momento in cui ci proponiamo come liberi professionisti o altro, tenendo conto che diciamo, il periodo in cui viviamo, no? Ecco, e soprattutto il tema delle diseguaglianze che rischia di diventare più pesante di quello che appare, dobbiamo essere molto attenti e capaci di una riflessione seria e di una riflessione responsabile. Ecco, giusto per finire, ai colleghi, medici, psicologi e a tutti quelli che oggi sono impegnati in questa sperimentazione, la sperimentazione che poi la dottoressa Laugelli vi presenterà più in specifico, ecco, un augurio di un buon diciamo, lavoro col convincimento, lo sappiamo come psicologi, che è la persona che si presenta all'istituzione sanitaria e non il sintomo. Grazie.